Un'innovazione straordinaria e con una punta d'orgoglio dico che siamo i primi non soltanto in Italia ma anche nel mondo, un'evoluzione in quella che è la qualità dell'offerta sanitaria, soprattutto ai pazienti ovviamente cardiopatici, che ci consente di aprire una fase sperimentale per una maggior certezza di assistenza nei confronti di questi soggetti. Certamente se la fase sperimentale funzionerà, come io sono certo funzionerà, estenderemo questo percorso nuovo terapeutico di straordinaria valenza tecnologica all'intera nostra regione. Sì, di fatto stiamo parlando di scompenso cardiaco, che è una malattia altamente invalidante che affligge circa 50.000 persone in Sicilia e che porta a frequentissimi ricoveri proprio per lo scompenso e per lo scarso controllo della terapia farmacologica, e che spesso si accompagna all'insufficienza mitralica. L'insufficienza mitralica non è altro che, considerando la valvola mitrale come una porta a due ante, la mancata chiusura delle due ante, perché si allontanano fra di loro man mano che il cuore si allarga. Il sistema con MitraClip, che si esegue in sala di emodinamica, consente di avvicinare i due lembi della valvola mitrale agganciandoli con una sorta di graffetta, è un'ancoretta che si chiude e avvicina a questi due lembi, così riducendo l'insufficienza mitralica e migliorando sensibilmente i sintomi del paziente, quali lo scompenso cardiaco e l'insufficienza respiratoria, come la dispnea, l'asma cardiaca notturna, eccetera, eccetera. Allora, il sistema Hermes è un sistema che è stato sviluppato per i pazienti che ricevono la clip e non è altro che un kit che contiene un tablet, una bilancia di alta precisione, un saturimetro, un apparecchio per la pressione arteriosa e un bracciale che misura il livello di attività fisica. Questo tablet ogni mattina sveglia il paziente e gli chiede: come stai? Accendi il computer e ricordati di misurare il peso, la pressione, la frequenza cardiaca, la saturimetria. Questi parametri vengono misurati e il risultato è sconosciuto al paziente e viene trasferito via internet e via wifi direttamente al tablet, che lo trasmette a una centrale operativa. Quindi noi siamo in grado, raccogliendo tutti questi dati e capendo qual è lo stato di benessere del paziente e i parametri vitali di cui ho parlato prima, siamo in grado di monitorare il paziente nel tempo e quindi di ridurre la necessità dei ricoveri, avvertendo il paziente per tempo e dicendogli: aumenta il diuretico, cambia questo, cambia quell'altro, oppure vai a controllo dal medico perché ti stai aggravando. 119 pulsazioni. No, vabbè, ma è falsato. 135, 95, 84. Ormai. È sempre diciamo questa va bene, è la minima che è. E quindi? Alla mia destra, come poi altri, molti poi conoscono, alla sinistra, partendo dalla Sicilia. È una prima mondiale, riguarda questa particolare, un evento particolarmente della mitralica non funzionante. Noi delle reospitalizzazioni. Abbiamo qui il professor Adamporino che ha il MitraClip. Diversi anni per la Porta di Catania se ne erano fatti per 50. E ha una caratteristica che è quella della cronicità e della necessità. Il progetto Hermes si applica ai pazienti che hanno avuto l'impianto della... Quali sono gli indicatori di miglioramento o di peggioramento? Alla mia sinistra, in cui c'è confrontando i dati del giorno precedente, bisogna, perché non essendo medico interpreterebbe male i dati, viene per la prima volta sperimentato qui in Sicilia e vedremo fra breve quali sono i risultati.